basta far polemiche, cioè voglio che sia chiaro a tutti che questo ponte è stato progettato e calcolato perché le rampe fossero spazzate via in caso di alluvione. A noi esperti di dighe, di casini, non ce ne frega niente, perché qua sono tutti che sanno. Se qui veniva una piena ancora più grande, cioè arrivava agli argini, e sta parte qua non andava via, vuol dire che faceva una diga e il Piave tracimava lì, no, che sai che vola un genio. Quindi quando leggo che le sponde sono andate, che le rampe sono andate via perché è stato fatto male, no, è stato fatto bene, bravi. E se non lo sapete scrivete, loro erano anche preoccupati del fatto che non andassero via velocemente. E questa era la prescrizione. Non è un mio cantiere, quindi sono qui ospite loro, però arrivo dalla montagna, arrivo semplicemente per ringraziarli, ringrazio gli uomini e donne dell'ANAS che hanno fatto, c'è anche il direttore qui, hanno fatto un grande lavoro e vi ricordo che l'hanno fatto in 8 giorni. Noi in 8 giorni non riusciamo neanche a gestirci la rimbiancatura delle stanze di casa. In 8 giorni hanno fatto tutto, hanno trovato ordigni bellici, hanno dovuto portare materiale da fuori, hanno lavorato su 3 turni e penso che questa è la migliore risposta che abbiamo dato. Il ponte di là si finisce per aprile, quindi evitiamo fino a aprile di sentire storie sul ponte. Aprile, se Dio vuole, lo finiamo. Siamo stati sfortunati con la piena. Vi ricordo che qui sono passati 2500 metri cubi d'acqua al secondo. Se immaginate una colonna d'acqua a sezione di 1 metro quadrato, sono 2,5 km di acqua di colonna ogni secondo. Questo è quello che è successo. Adesso qua sembra la pace, ma prima, il sindaco lo sa, prima qua c'era il disastro su sto posto, lo sanno tutti entrambi i sindaci, c'è anche Nervesa. Qui rendete giustizia alla gente che lavora di giorno e di notte e che ha fatto un grande lavoro. I cittadini sanno che, insomma, dopo, per carità, di imprevisti ce ne sono sempre, però non possiamo far crescere questo paese se continuiamo sempre. Allora, quindi oggi deve essere l'inaugurazione come segno di rispetto nei confronti di questi lavoratori. Io li sentivo tutti i giorni. Peraltro devo anche dire che le previsioni erano faremo veloci, speriamo che non piova. Cioè, ricordo solo che ha smesso la prima ondata di pioggia, l'abbiamo avuta come cessazione il mercoledì, cioè 2 mercoledì fa. Dopodiché ha ripreso a piovere, abbiamo avuto pioggia, quindi hanno lavorato anche sotto la pioggia, qui è bene ricordarlo. Se avessero dovuto fare i dammerini qua sarei ancora al buso. Basta, apriamo, sono i sindaci, prego. Il sindaco di Susegana, il sindaco di Nervesa. No, volevo chiarire che noi il casino non l'abbiamo fatto al governatore, perché abbiamo solamente portato le istanze del territorio che senza questo ponte si è visto in una situazione gravissima dal punto di vista economico. Sapevamo che per le aziende che hanno lavorato in questo ponte, che sono subappaltatrici, sono di Susegana e sono la Brusti e la Superbeto, i tempi di lavorazione sarebbero stati di circa 8-10 giorni, spostando tutta una serie di macchinari che erano anche posti. Sono chiaramente soddisfattissima e non posso che ringraziare ANAS, come abbiamo ringraziato sabato scorso quando ci siamo trovati come 26 sindaci qui sul ponte. E siccome di cose ne sono successe parecchie per questo ponte, non posso che augurarmi che arrivi presto aprile e che si possa inaugurare il nuovo ponte monumentale. Ma io mi unisco a quanto ha già detto il presidente Zaia, ha già detto benissimo tutto quanto, nel senso che l'ANAS, i tecnici, tutti quelli che hanno lavorato hanno realizzato un piccolo miracolo, perché in 8 giorni rifare le bretelle di collegamento, quindi il merito va completamente a loro. Dopodiché bisogna avere anche un po' di pazienza, perché l'opera del Ponte della Priola è un'opera monumentale, quindi certe cose possono succedere, questo era preventivato, quindi onore a tutti quelli che hanno lavorato e un grazie da parte mia, da parte della comunità di Nervesa. Il Geno De Lorenzo il titolare del cantiere, tra l'altro. Subito fra 10 minuti, quindi apriremo questa viabilità provvisoria. Abbiamo avuto questi danni, li abbiamo ripristinati nei tempi che ha detto il Presidente. Noi siamo una società di servizi, vogliamo fare in modo tale che dare il servizio significa anche dare la viabilità, aprire il prima possibile, non lasciare i lavori in esecuzione per tanto tempo. Abbiamo una regione molto severa, molto esigente, ma molto leale, con cui collaboriamo anche con tutti gli enti territoriali. Noi pensiamo di ripetere questo risultato in questi 8 giorni di lavoro anche in tutti gli altri lavori che stiamo eseguendo anche in Veneto, per cui diamo la nostra grande disponibilità e il nostro lavoro a servizio proprio delle comunità. Grazie. Vabbè, approfitto per consegnare al Presidente della Regione e al rappresentante dell'ANA un volume appena uscito, no? Che racconta la storia italiana anche del ponte negli anni 90. Finimo, dai. Può parlare?
Due parole al volo. Due al volo. Ma due, guarda che sei Invece di farne uno ne facevano due, uno decente all'altro. Portato via le... bene. È vero o no? Perfetto. Questa Sono già è, fatti qui là. questa è l'idea sua e mia che siamo uomini della strada. Basta. I tecnici ne dice che se si faceva dalla zona in fondo fino alla zona tutto così, se veniva zona piena portava le piante, qua si fa una mega diga, a valle erano tutti contenti, a nord andava tutti sotto acqua. Ho sbagliato tutto, basta. Basta. No, il problema è che Chiuso. guardate, noi la domenica dell'alluvione abbiamo chiuso le scuole, avevamo c'è una marea di insolenze per questi giorni che si facesse catastrofisti, poi avete visto il disastro. C'era il sole, e poi lunedì sera c'era la luna con le stelle, sti qua, dovevate leggere le mail che arrivavano. Cioè noi amministratori siamo chiamati a decidere. Ecco, dopo per carità, tutti hanno la soluzione, ma lo dico nel rispetto dei tecnici, secondo me hanno fatto un bel lavoro. Tornerà piena, tornerà giusta rampa, perché c'è scritto che deve tornare giù. Speriamo non torni a piena. Ma il problema degli alberi in mezzo al piano non si può fare una Noi soluzione. li fate a Iarco con tanta facilità, siamo lì a fare pulizia. Perché ma qua i danni non li ha fatti tanto l'acqua, l'estate gli alberi che lo sei so. intassato? Ne Quando piega sei troverà danni. le fotografie vedrà che il piave è pulito. Ma avevo mangiato folpi oggi qua. Quanto è stato l'intervento alla fine di rifacimento? Stiamo facendo i conteggi, Allora, però io abbiamo dico che avevo qua responsabilità. I danni degli alberi facendo si poi i intasano, conteggi, ma infatti, stiamo lavorando in perché fai i danni emergenza, lì per voi? cui Guarda che abbiamo nella foresta sono... portato il materiale in parte dell'albero del fiume, in parte fuori, fai partire. per cui ancora non abbiamo l'idea precisa, ma comunque abbiamo lavorato anche noi notte e giorno solo per fare i conteggi. 100-150. Guardi, insieme alla ricostruzione ci sono anche i danni. Io credo intorno a 150-200 sì, sicuramente. Tutto. Con qualche danno in più. Perché è stato veramente un'apocalisse, diciamo, un termine che si è già usato, però vedendo le foto qui era qui tutto c'era allegato, devastato. era devastato tutto il territorio. E quindi il cantiere del ponte storico non ha riportato ritardo? No, tant'è vero che stiamo lavorando, vedete il cantiere lì e vedete anche depositato la trave che nei prossimi giorni noi andremo a posizionare nella prima campata. La trave in acciaio perché il ponte è stato svuotato per poter consentire di mettere questa struttura in acciaio che è il nuovo ponte, un ponte che poi alla fine sarà progettato con le ultime normative sia antisismico, abbiamo rafforzato le pile per cui avrà l'aspetto esteriore identico, quindi abbiamo salvaguardato Ma sarà un ponte nuovo. ma un ponte nuovo. Per aprile? Sì, aprile abbiamo già detto con i sindaci, siccome non si potrà più camminare, cioè facciamo una festa qui sopra sabato e domenica per le famiglie, mettiamo anche una giostrina, no, dobbiamo fare una bella roba perché è giusto che si ricordino, perché mai più poi si camminerà, diventerà un grande viale per un fine settimana o la domenica e dopo apriamo. E penso che così dà modo anche ai tanti bambini di portarli qua, cioè dobbiamo fare una bella roba. E magari il 25 aprile che è anche festa di San Marco e quindi Della liberazione. sì, Liberati dai cantieri. liberati dai cantieri, giusto? Questo è un modello anche per le istituzioni a Belluno. Guardate, a Belluno la tragedia è immane, avete visto anche stamattina. Noi abbiamo il problema di quasi 100 km di viabilità che non c'è più. Ma dove siete state fino adesso? Sono arrivata a piedi da Nervesa. Anche a me sono arrivato a piedi. Ma sono qui da 2 minuti, quindi ero in orario. No, dicevo, a Belluno abbiamo 100 km di viabilità che non c'è più, lo dicevo stamattina. Abbiamo un sacco di problemi nelle proprietà private e poi la grande angoscia di 100.000 ettari di bosco da tirare su. Il problema è che noi già abbiamo iniziato con dei gruppi di lavoro, con degli esperti, anche internazionali. Parliamo anche con gli austriaci che hanno esperienza, con i francesi che hanno avuto un grande schianto di roveri nell'inizio anni 90. Però il vero tema è che tutti ci dicono che se non c'è strada forestale, il recupero, guardate, io ho fatto i sorvoli, vi dico che andando dalla Gordino verso il Cadore per poi finire in Comedico, abbiamo delle valli rase a suolo, ma penso che gli ultimi esseri viventi passati fossero stati i dinosauri, ci sono aree vergini quelle lì, cioè arrivare dentro lì non so come si farà. Quantomeno dobbiamo iniziare dalla parte diciamo più visibile, che è quella estetica, che è quella del paesaggio. Cioè il tratto di strada, la digonera da Alleghe ad Arabba è rasa a suolo. Colle Santa Lucia una volta era circondata
da boschi adesso non c'è più niente, cioè è veramente una tragedia. Se andate su a Maglia Ciapella, altro aspetto, che siamo stati anche stamattina, sembra bombardata, sembra che siano cadute meteoriti, sono tutte palle di roccia nere così dappertutto.